La cassa integrazione in deroga aperta per le aziende artigiane durante la pandemia va ripristinata con la motivazione della guerra in Ucraina. La richiesta arriva dalla Confartigianato. Nel contesto attuale, spiega l'associazione di categoria, le aziende devono affrontare momenti difficili, talvolta di breve durata. Per fronteggiare l'incertezza serve il sostegno pubblico. Davide Piriocos. Il fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato non basta. Dopo la cassa integrazione speciale per Covid ne serve una per guerra. Confartigianato spiega che a Verona le imprese in difficoltà sono decine. Sono tante aziende che hanno chiesto già la cassa integrazione in deroga e con 300 dipendenti, quindi pensiamo che sia la punta di un iceberg, ci auguriamo ovviamente di no perché noi vogliamo assolutamente lavorare e essere in condizione di poterlo fare, però è ovviamente doveroso segnalare questa situazione. Il contesto è problematico un po' per tutti i settori, dall'edilizia al turismo. Ovviamente la situazione è iniziata ancora prima della guerra con rincaro dell'energia elettrica, quindi del gas, e poi proseguita con rincaro dei carburanti, che adesso sta veramente mettendo in crisi il settore manufatturiero, ma non solo, anche l'edilizia con la mancanza delle materie prime e poi ovviamente tutto quello che riguarda il settore del benessere, quindi legato al turismo, che ovviamente questa situazione molto incerta internazionale porta a pensare a un'ennesima crisi. Bene, dicono gli artigiani, lo sconto di 25 centesimi sui carburanti, ma da solo non basta. Quello che è arrivato per quanto riguarda l'autotrasporto è un primo inizio, ricordiamo che vale solo per un mese, ma non può essere insomma, la panacea che risolve tutti i problemi.